nel suonare questo strumento antichissimo della Unedas. Che cosa ci faranno sentire, maestro, stasera? Ma questo è un accompagnamento religioso che ho scritto io, è 20 anni che vado a Sant'Efisio, sono delle ispirazioni che sono venute durante la processione, le ho scritte e questi ragazzi le eseguiranno molto bene questa sera sicuramente. Facciamo anche un accenno, prima di sentirli suonare, un accenno sullo strumento. La Unedas, abbiamo detto, uno strumento antichissimo, la sua origine addirittura prenuragica probabilmente, e possiamo definirlo anche l'unico strumento completo, capace, anzi il primo strumento completo capace di suonare, come dice, il canto e l'armonia insieme. Ecco, di che cosa è esattamente costituito? Queste tre canne come sono denominate? Questo ha un basso, un accompagnamento e un cantino che giocano in contrappunto. La Launedasa non è uno solo strumento, sono molti strumenti, c'è Fiorassio, appunto d'organo, mediana, spinello e così via. È uno strumento che esiste, secondo le testimonianze di un bronzetto, che esiste più di 3000 anni, ed è molto bello, penso che sia uno dei più belli. Villa Puzzo è la patria di questo strumento, quando possiamo dire, nominare fratelli Lara, i Fisiomelisi, questi grandissimi maestri. Bene, allora sentiremo appunto la Unedas al gran completo con la sua accademia in un accompagnamento scritto appunto da Luigi Dai. Sentiamoli.